Buongiorno a tutti, sia dalla sala che dalla diretta. Dio vi benedica con la sua potenza, con la sua gloria. Vogliamo subito introdurre questo culto con il Salmo 29, con i primi due versetti. Lo vedete già sullo schermo e dice così: date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. Da questo salmo sappiamo che Davide era testimone di una terribile tempesta che sconvolge la terra di Canaan e attribuisce questa potenza della tempesta alla potenza del Signore. Il salmista chiama a raccolta gli angeli per glorificare colui che siede in eterno come re e al di sopra della natura. Ma il Salmo 29 polemizza anche contro la fede pagana, le false divinità che erano tenute responsabili delle tempeste, secondo Davide. La parola figli di Dio utilizzata nei primi versetti letteralmente significa figli della potenza. Sarebbero le creature angeliche di Dio. Vediamo poi questa triplice ripetizione, questa triplice espressione: date al Signore. E poi questa triplice espressione cambia concetto dopo concetto, fino all'ultimo versetto che invita il popolo all'adorazione e all'adorazione in santità. E poi la parola gloria utilizzata in questi versetti ha un grande significato, perché dice è dovuta al suo nome. Questa gloria è come dire la gloria nasce con il nome del Signore, nasce per il Signore. A volte ce la prendiamo noi questa gloria, ma la gloria è per Dio, la gloria è dovuta dal Signore. E allora, cosa vogliamo dare al Signore oggi? Il Signore che cos'è? È grande in forza, come dice Davide, è grande in potenza. E quindi questo canto lo esprime bene, questo concetto, grande in forza. Lodino gli angeli, lodi il cielo, dice, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Alleluia. Alleluia, Signore. Lodino tutti, Signore, il tuo nome. La gloria è dovuta al tuo nome. Grazie perché da questa sala possiamo alzare con forza la voce, quella voce che vuole gridare al tuo nome, Signore, alla tua gloria. Vogliamo fare tutto questo per te, Signore, non per noi. Grazie perché tu hai creato ogni cosa su questo mondo. Grazie anche per questa giornata, grazie per il privilegio che abbiamo di essere. Daremo di vita. Niente come te, oh grandioso, tu sei Dio che adoriamo, l'onnipotente, tu sei il sovrano, grande in misericordia, al potere di salvare. A lui sia la dopo un canto del genere ti viene da dire alleluia. Alleluia. E cosa vuoi dare al Signore in preghiera adesso? Cosa vuoi dire al Signore? Come vuoi ringraziare il Signore? Prego. Voglio dirti, Signore, che tu sei il Dio che adoriamo, voglio dirti che tu sei onnipotente, sei il sovrano. Sì, Signore, sei il glorioso Re dei Re. Signore, sia benedetto il tuo nome, perché tu sei il glorioso Re dei Re, tu sei il Dio supremo, tu sei il Dio di Israele, tu sei il Dio di tutti noi. Sia benedetto il tuo nome, Signore.
nei cieli, in terra. Sia benedetto il tuo nome, Signore, da questa sala. Amen. Amen. Signore, vorrei dirti papà, una paternità attenta, una paternità premurosa, una paternità che ci definisce, una paternità che ci lascia andare, ci lascia muovere, ci lascia agire, ci lascia stabili. Noi questa mattina ti adoriamo, ti benediciamo per essere popolo, un popolo che confessa una fede comune in Gesù Cristo. Amen. Siamo singoli ma siamo anche popolo. Questa mattina abbiamo il privilegio, Signore, non solo di offrire noi stessi, le nostre vite, rinnovarle davanti alla Tua presenza, ma anche ascoltarti, Signore. Noi questa mattina abbiamo l'ambizione e il desiderio di ascoltarti, a Te che parli attraverso la Tua parola, Signore. Conducici in questa adorazione, in questo movimento, a questa mattina, Signore, attraverso il Tuo Spirito, affinché tutto sia alla Tua gloria. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Benedetto il tuo nome, glorioso vedere, Padre misericordioso, ti adoriamo questa mattina, ti benediciamo. Vogliamo glorificare il tuo nome, vogliamo innalzarti, vogliamo darti la gloria che ti spetta, perché tu sei il nostro Redentore, sei il nostro Salvatore, sei il Signore dei Signori, colui che è sceso in mezzo a noi, colui che ha pagato il prezzo del nostro peccato. Grazie per il tuo amore infinito, grazie per la tua misericordia, grazie per la tua bontà. Sei il nostro Dio, in te confidiamo. Questa mattina vogliamo veramente dirti grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te che ci dai la possibilità oggi di renderti questo sacrificio di lode, Signore. A te solo va questo sacrificio, Signore. Grazie per il dono dello Spirito Santo, Signore. Grazie per il dono di Gesù Cristo, tuo Figlio, per mezzo del quale hai liberato noi dal peccato e ci hai liberato dalla morte, Signore. Lode e gloria a te. Amen. Amen. Signore, questa mattina ti voglio ringraziare per la pace che tu ci dai, Signore. Questa pace che il mondo non può darci, Signore. Ti ringrazio, Signore, per il tuo amore incondizionato, che il mondo non ci può dare, Padre. Grazie per la vita, per la grazia. Grazie per tutto quello che è impossibile a questo mondo di dare e offrire. Ti lodo e ti glorifico, Padre, per Cristo Gesù. Amen. Amen. Date al Signore la gloria dovuta, date al Signore la lode. Grazie, Signore, perché sei il nostro Redentore. Tu sei il Dio che adoriamo, non c'è un altro Dio, non c'è un altro nome per il quale possiamo essere salvati. L'unico nome è Gesù. Amen. Amen. Andando avanti con il nostro salmo, andiamo al versetto 10 e leggiamo fino al versetto 11. E dice così: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Come vedete, il Signore siede sovrano sul diluvio, quindi il Signore siede sovrano sulle catastrofi ed è sovrano anche in questa situazione che stiamo vivendo. Questa è dimostrazione di potenza che deve servire di incoraggiamento al suo popolo.
Dio divide anche la sua potenza con il suo popolo. La potenza che può dar vita a una tempesta, pensate, è a disposizione di coloro che credono in Lui. E allo stesso modo in cui può calmare la tempesta, Dio può anche donare e dona pace al suo popolo. Per esempio i miracoli di Gesù sulla natura, specialmente quando calmò la tempesta sul mare di Galilea, cosa dimostrano? Che tutta quella potenza di Dio fu data a Gesù. Il Signore non ti lascerà mai. Il Signore ti farà regnare con potenza. E non sottovalutiamo i doni che abbiamo ricevuto dal Signore. E infatti vogliamo dire al Signore: tu non mi lascerai mai. Amen. Mai. Adesso vi saluto io, ma il culto continua. Avremo qui Gaetano di Francia che porterà la parola, ha detto di leggere tutto il libro di Isaia. Scherzi a parte, sarebbe troppo lungo, ci vorrebbero troppi culti. Quindi un arrivederci intanto. Buongiorno. Beh, comunque non farebbe male leggere tutto il libro di Isaia. Ci hanno già provato ci hanno letto tutta la Bibbia in diretta. Scusa, c'è una deformazione professionale, mi allontano. Sì, non farebbe male perché il libro di Isaia è qualcosa di spettacolare, non soltanto perché è un libro della Bibbia, ma è spettacolare in tutto il messaggio che dà. Isaia è un profeta, o meglio il profeta del contrasto, perché lui diceva sempre qualcosa che non era in linea con i tempi che si vivevano. Quando le cose andavano bene, diceva: mi raccomando, non mollate, state attenti perché le cose possono anche andare male. Quando invece le cose andavano male, dicevano: c'è la speranza, ce ne possiamo uscire, però dobbiamo mettere gli occhi su Dio. Quindi lui era questo contrasto che era un bilanciere, e la voce del Signore quando le cose andavano in un certo senso. E il Signore era lì. Quando c'era la benedizione di Dio, lui diceva: mi raccomando, continuiamo a proclamare e a vivere la giustizia di Dio, l'etica di Dio, a praticare bene, con giustizia, il diritto del Signore nel rispetto del prossimo, proprio perché questo stare bene, anche dal punto di vista sociale, possa essere una continuità. Ma questo, come sapete, tutti i popoli vanno alti e bassi, e quindi questo per dire che la voce del Signore è una continuità nella vita nostra, una continuità nella vita sociale, una continuità sempre e comunque presente. Mi pare che è l'onnipresente, almeno noi Dio è eterno, insomma, se è eterno c'è sempre. Ma a ricordarci questo, che Lui c'è sempre, anche quando noi non lo vediamo, anche come abbiamo cantato.
Il capitolo che vorrei riflettere con voi è il capitolo 46 di Isaia, un capitolo straordinario che mi ha sempre intrigato perché comincia in un modo strano. Non so chi di voi ha preso il tempo per riflettersi di sopra, magari lo leggiamo e poi vediamo le cose strane di questo capitolo e man mano avanziamo. Dice così: Bel crolla, Nebo cade, quindi già due nomi strani. Le loro statue sono messe sopra animali, su bestie da soma. Questi idoli che voi portavate qua e là sono diventati un carico, un peso per la bestia stanca. Sono caduti, sono crollati assieme, non possono salvare il carico, essi stessi se ne vanno in prigionia. Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, voi tutti residuo della casa di Israele, voi di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste, che siete stati portati fin dal seno materno. Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, io vi porterò e io vi salverò. A chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste quasi fossimo pari? Costoro prelevano l'oro dalla loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio, per prostrarglisi davanti per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano, lo mettono sul suo piedistallo, esso sta in piedi e non si muove dal suo posto. Benché uno gridi a lui, esso non risponde né lo salva dalla sua afflizione. Ricordatevi di questo. E lì c'è scritto mostratevi, comunque siate uomini o trasgressori, rientrate in voi stessi. Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Chiamo da oriente un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Ascoltatemi, o gente dal cuore ostinato, che siete lontani dalla giustizia. Io faccio avvicinare la mia giustizia. Essa non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Io metterò la salvezza in Sion e la mia gloria sopra Israele. È uno di quei capitoli che, come abbiamo detto, Isaia, questo profeta del contrasto, dà a Israele quando ha vissuto da una parte, almeno è proprio un racconto compresso dentro il libro, nei capitoli 36 e 39, ha vissuto da una parte la liberazione dall'impero assiriano e purtroppo ci sarà poi invece la deportazione per mano del re di Babilonia. E ci sono questo numero di capitoli che sono antecedenti alla deportazione ed è Dio stesso che si preoccupa di annunciare se stesso, proclamare se stesso, dire chi è, dire cosa fa a pro non soltanto del popolo, quindi dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista individuale,
affinché lui possa rimanere quella lampada nel nostro cammino. E quella luce, quella luce al sentiero è quella lampada che ci dice dove stiamo mettendo i piedi, affinché il presente e il futuro possano essere illuminati dalla sua presenza. Noi essendo tra il qui e il non ancora è l'altro, quello del paradiso, almeno io ci credo, poi non so voi se ci credete, comunque se ci credete facciamo tutti dalla parte dello stesso gruppo, insomma. Dai. E io ci credo, e che noi saremo nel non ancora ma quell'altro, ma da qui al non ancora. C'è un non ancora che ci sfida giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Siamo chiamati a preoccuparci per oggi, ma non possiamo fare a meno di progettare e vivere. E il Signore ci vuole ricordare che Lui sarà il sempre presente. Perché noi siamo talmente impressionanti e talmente forti che noi ci dimentichiamo persino che la sua presenza è dentro di noi. O no, mi sbaglio? Ma noi ce lo dimentichiamo. Perché quando siamo dentro un fosso, vediamo solo il fosso. Il fosso, il primo fosso che capita è sempre all'altezza nostra. Non vedi oltre, vedi solo il fosso. E quando tu sei un fosso alla tua altezza, vedi soltanto le pareti del fosso. Per poter uscire fuori, perlomeno devi alzarti sui piedi e cercare di vedere oltre. Quindi perché dico queste cose? Perché è fondamentale che noi le tante verità che già conosciamo, che ci hanno annunciato, le integriamo nella nostra mente, affinché non le viviamo soltanto dal punto di vista emotivo o un giorno su 7 quando veniamo al culto, ma che le integriamo nel nostro quotidiano. Signore, non vedo niente, non vedo da che parte devo andare, ma so che almeno sei qui. So che non mi abbandoni. So che ci sei. E quindi, Signore, aiutami a avere questo dialogo con te, per percepirti, per viverti, per conoscerti e per crederti che sei ancora colui che sei con noi. Fatta questa premessa di contestualizzazione, possiamo dire, andiamo sul nostro testo. La prima volta che lessi questo capitolo mi incuriosarono perché io sono un curioso, quindi una volta la mia curiosità dava fastidio agli altri, e lo capisco bene, e poi il Signore ha santificato la curiosità e è diventato desiderio di ricerca. Quindi quando c'è una cosa che mi incuriosisce, io voglio sapere che cosa significa. Quindi ho fatto le mie ricerche. Bel e Nebo sono due dei del Pantheon babilonese. E Bel è il nome principale e lui è il dio del vento, della tempesta. È il principale dio di Babilonia. Quindi lui è il numero 1, è una divinità solare, è quello che più tardi diventerà Baal, a cui si attribuiva tramite i suoi raggi, il potere dei raggi solare, quindi divinità solare, il potere di rinnovamento della natura in primavera, e da cui anche Dio della fertilità, della fecondità, della prosperità. Possiamo dire con un linguaggio proprio a noi, era il Dio che portava avanti tutto l'aspetto economico, il potere economico del paese. Poi c'era Nebo. Bel faceva parte dei nomi delle persone, se vi ricordate Belshazzar, era il nome che gli hanno dato i babilonesi a Daniele quando è stato deportato. Invece Nebo indica la potenza della stessa Babilonia, è il dio della conoscenza, della scrittura, dell'astronomia, non dell'astrologia, attenzione, della scienza, quindi di tutta la scienza. E quindi
Anche questo era un nome dato anche alle persone. Nebuchadnezzar, per esempio, Abednego è uno degli amici di Daniele, dove c'era questo nome di mezzo. E quindi possiamo dire che invece era tutto l'apparato intellettivo, scientifico, la potenza scientifica e intellettuale di una nazione. Come vedete, in questi due nomi ci sono i due pilastri che reggono una nazione, che reggono la società. C'è il potere economico da una parte e il potere intellettuale e scientifico dall'altra parte. E c'è una situazione che ci riporta a noi. Diverse volte in quest'ultimo periodo ho voluto meditare su questo brano perché ci parla così chiaro di quello che abbiamo vissuto noi. Da 1 anno e 4 mesi, forse 5, 1 anno e mezzo circa, noi viviamo qualcosa di questo tipo, dove il potere economico è crollato. Mai c'è stato qualcosa di questo genere. Ma anche il potere scientifico, il sapere intellettuale è entrato ed è stato sfidato con una crisi mondiale. Per questo l'hanno chiamato pandemica. Qualcosa che ha colto tutti. All'inizio i più sfasciati erano gli italiani, no? Io uso il linguaggio nostro, insomma, terra a terra. I peggiori erano gli italiani, poi si sono accorti che eravamo tutti peggiori. Quindi pandemia, ha colto tutti. E questi due pilastri sono stati scrollati nel nostro pianeta. Il Signore è Dio dell'universo e Dio si rivela per tutti, ma c'è sempre una parte dell'umanità che è in contatto con Lui. Non perché siamo i privilegiati, ma perché ci siamo presi quel piccolo di onere o quella piccola fatica, se vogliamo dire, o quella piccola gioia di metterci in contatto con Lui. Non è che il Signore non vuole essere il Signore di tutti. Mi sbaglio? Il Dio ha tanto amato il mondo, ci ha messo tutti là dentro. Però c'è sempre qualcuno che sceglie di fare un certo cammino verso di Lui. Il Signore ha messo in tutti gli esseri umani un pensiero per l'eternità. Perché l'unica cosa che ci manda in crisi è l'eternità. E dopo che muoio, io vedo cinturine in metallo, chi c'è il corno di qua, insomma, chi ce l'ha. Quindi, quello che ci sconvolge sempre non è se sto bene, se sto male, è dove vado a finire quando chiudo gli occhi. Cioè quando il mio cervello si spegne e non potrò più pensare dove vado a finire. E questo pensiero esiste in ogni essere umano. Quindi siamo tutti preparati. Il cervello umano è preparato per il trascendentale. Siamo tutti gli esseri umani pronti a mettersi in relazione con la spiritualità perché siamo stati creati esseri spirituali. Abbiamo tutti questa possibilità, nessuno è escluso. Perciò Giovanni 3,16, il Dio ha tanto amato il mondo, tutti, affinché chiunque crede in Lui, cioè ha mandato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco la risposta al pensiero dell'eternità annunciato in Ecclesiaste 3,11. Da una parte ci ha messo il pensiero e dall'altra parte ci ha dato la risposta in Cristo. Allora, il Signore poi attraverso quelli che ci siamo presi, che abbiamo preso questo cammino, l'onere di curare noi stessi e metterci in contatto con il Signore può parlare, ma la prima cosa che fa il Signore è di parlare a chi lo teme. Nell'Antico Testamento i credenti, come li chiamiamo noi, erano i tementi Dio, perché il popolo si divideva in due categorie, quelli che temono il Signore e quelli che non lo temono. E i tementi Dio venivano proprio chiamati con questo participio presente, perché tu temi il Signore ogni istante della tua vita. Il participio è l'azione che è vero, Vito, l'azione che si svolge continuamente, è il presente continuato
anche detto in modo attivo. I tementi Dio, io temo il Signore sempre ogni istante della mia vita. E il Signore si indirizza a queste persone che lo temono, queste persone che hanno timore di Lui, perché la parola temere in ebraico significa anche rispetto di Dio, anche paura. Ma se si teme è perché c'è un rispetto e perché ci sappiamo mettere al giusto posto davanti a Dio, alla giusta collocazione. Lui rimane Dio e noi siamo coloro che lo temono perché lo rispettiamo per chi è. A loro il Signore fa alcuni quadri in questo capitolo, è proprio se dovete vedere, dipinge un quadro, poi ne dipinge l'altro e fa questo contrasto continuo affinché le persone possano sapere che direzione prendere, perché la fede ci dà direzione nella vita, ci porta nel cammino per sapere dove andare. L'ultima tappa è il cielo. Come ci arriveremo? Non so se il viaggio sarà così, se sarà così, se sarà dritto, quanto lungo sarà, non si sa, ma la cosa importante è che è la direzione, e la direzione ce l'ha data il Signore, affinché abbiano vita eterna. E quello che il primo quadro ci spiega che questi due idoli, che poi erano fatti di pietra o di oro, ancora peggio perché erano più pesanti, sono caricati sulle bestie da soma. Potete fare qualsiasi allegoria tra quello che è anche il peso di tutto ciò che si vive, si svolge sul peso di chi? Le persone che oggi hanno tra i 35 e i 45 anni sono quelli che avete il mondo sulle spalle. Beh, facciamo con 50, dai, perché sennò qualcuno si sente escluso. Poi quando la vecchiaina, dicono i siciliani, quando la vecchiaia, cioè, quando siamo, sono gli altri che già accumuleranno per noi. Oggi, se è vero, questa forchetta si è un po' allargata, vogliamo fare fino a 60 anni no, già è troppo tardi, mi avete che è troppo tardi. Tra i 35 e i 50 anni il mondo è sulle vostre spalle. Chi ha questa età già sta lavorando per me. Grazie, sono molto riconoscente. E che possiate avere un buon lavoro anche, che altrimenti così è il mondo. Così funziona. C'è qualcosa a carico degli altri. Noi abbiamo portato la nostra parte. E il fatto è che questi sistemi funzionano, durano, ma non si possono autosalvare. Arrivano in blocco. E poco fa abbiamo parlato, stiamo vivendo ancora questo blocco. Tutti abbiamo desiderio che la situazione si sblocchi, ma ancora non si è sbloccata del tutto. Per questo si dice un'ora più tardi, no, un'ora più tardi, ma non perché fino a mezzanotte. Stiamo parlando di queste cose. 7 miliardi di persone che parlano di questo problema. Popoli che dicono un vaccino è uno gratis per chi non se lo può permettere, perché se no l'altro è a rischio di morte. Mi è arrivato un appello la settimana scorsa, forse ve lo farò arrivare pure a voi, di un'associazione cristiana in India che hanno detto abbiamo finito i soldi e le riserve di cibo che avevamo e le medicine che potevamo dare a quelli che stanno vivendo il Covid. Aiutateci perché vogliamo aiutare loro. Quindi siamo a questi estremi. Questa è la vita in questo momento. Ed è in questo momento che il Signore parte con un altro quadro. Ascoltate, mio casa di Israele, voi tutti residuo della casa di Israele. C'è sempre una parte dell'umanità che ha un orecchio attento a quello che il Signore dice. E parla strettamente a noi, prima di tutto, perché ci considera sale della terra e luce del mondo, cioè trasmettitore di qualcosa che abbiamo dentro di noi. La luce non fa uno sforzo per essere luce, se è luce fa luce, o no? Il sale, se non è annacquato, è sale e non ha problemi a essere sale. Perché è sale? Perché è cloruro di sodio. Perché la formula è quella, non è altro.
Se i cristiani e sono vivi, non fanno uno sforzo di dare chi sono. Ma per essere chi siamo, l'Io sono ci deve anche vivificare. E per essere chi siamo dobbiamo essere collegati al Signore. Ora lo possiamo essere collegati, lo siamo collegati sempre, ma tante volte siamo noi la variabile, non è Dio è costante, ma noi siamo la variabile. E per questo il Signore provvede a questa nostra variabilità, che possiamo dire umanità, e se incontrate la vostra umanità vi fa tanto bene, e ci porta all'incontro della nostra umanità. E la nostra umanità siamo noi, e il Signore vuole operare attraverso di noi. Tanti sono appassionati di quel versetto di Efesini dove dice che il Signore può fare al di là di quello che pensiamo di quello che pensiamo, insomma, più o meno è così. Quindi il Signore è molto di più, sì, ma lì dice che lo vuole fare attraverso di noi. E non si sa perché il nostro cervello non legge quella parola. Non la legge. Attraverso la potenza che è in voi, Lui può fare infinitamente di più di quello che pensiamo. Noi quelli in voi lo saltiamo. Ma noi siamo i primi coinvolti. E finché non riconosciamo che il Signore vuole agire attraverso di noi praticamente quella promessa non si sa per chi è. Noi siamo bloccati fermi, aspettiamo che il Signore faccia infinitamente più di quello che pensiamo. E il Signore invece ti dice: guarda che lo voglio fare attraverso di te. E siamo lì che aspettiamo che il Signore faccia infinitamente più di quello che pensiamo e crediamo. Non è che mette in dubbio il Signore quello che pensiamo e quello che crediamo. È che crediamo. Siamo noi che non ascoltiamo che quello lo vuole fare attraverso di noi. State tranquilli, non ci sarà Super Gaetano che vola, ma nemmeno Super Vito, Super Riccardo, Super non so chi, qualche Super Human, ok? Non ci sarà, no. Ma Lui si vuole esprimere attraverso di noi. Sono delle cose che fanno svenire il cervello. Riprendiamo il cervello e camminiamo. Il Signore vuole agire attraverso di noi. Siamo noi che ci stiamo parlando stamattina. Il Signore è in mezzo a noi, amen, lo potete anche dire. Ma stiamo noi che stiamo parlando. Sono io che sto parlando e voi state ascoltando. Siete voi che decidete quello che dice Gaetano va bene o non va bene. 2 o 3 parlano e gli altri giudicano. Siete voi che state giudicando le mie parole. Siete voi che state giudicando la parola di Dio. Che state valutando. Sì, è per me, va bene, non va bene. Cioè, detti in parole povere, il Signore vuole che il vostro cervello funzioni. Che voi possiate fare le scelte. E il capitolo è fondamentale in questo. E lui dice, prima di portarci verso la scelta, dice che sono io di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste, anzi guardate che ci ho pensato anche un po' prima, in concomitanza col Salmo 139, ancora prima che foste nati, quando eravate nel seno materno, io mi sono preoccupato di voi. Fino alla vostra vecchiaia, e questo mi conforta tanto, io sono. Fino alle vostre carizie, io vi porterò. Io vi ho fatti. Io vi sosterrò. Sì, io vi porterò. Io vi salverò. Parte dal passato quando ancora non riuscivamo nemmeno a pensare, ma il cervello già c'era, perché in gravidanza il cervello si forma abbastanza presto. Non so se poi lo si userà durante la vita, cioè, ma il cervello c'è. Quello, usarlo è un'altra storia. La cosa importante in questo versetto, che voi vedete che è ripetuto molte volte io. Ora, nell'ebraico come in greco, come anche in italiano, il pronome personale può essere sottinteso, e normalmente è sottinteso. Invece in questo versetto è proprio scritto.
C'ho il testo ebraico, se qualcuno lo conosce l'ebraico ve lo do e mi seguite da lì. È scritto, e quando è scritto perché è detto in modo enfatico, cioè significa io, proprio io. Guardate, non vi potete sbagliare, sono io, proprio io. È sottolineato, come vorremmo dire, messo in evidenza. E in questo versetto c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte detto io vi porterò, io vi salverò, arrivo al futuro. Ho iniziato prima fino al futuro. La storia deve essere un profeta per noi. I libri dell'Antico Testamento, prima dei profeti, vengono chiamati profeti anteriori. Perché? Perché ci dicono come il Signore si è rivelato nel passato. È la profezia del passato che ci deve dire, la rivelazione di Dio nel passato che ci deve dire come ci accompagna oggi e come ci porterà in futuro. Se Dio è lo stesso ieri, oggi in eterno. Se poi il Dio cambia come cambiamo noi, è meglio che ce ne andiamo a casa. Ma se Lui è questo Dio, se possiamo dire il Signore veramente è il Signore infinito, eterno, lo stesso ieri, oggi in eterno, Ebrei 13:8, allora la storia nostra, il nostro vissuto è un territorio, uno spazio di rivelazione per noi, per poterci aiutare a vivere oggi e portarci domani. Cosa hai vissuto con il Signore? Cosa puoi raccontare del Signore? Tu, personalmente tu, non gli altri. Se non l'hai mai vissuto niente, ti posso dare la buona notizia che puoi vivere tanto con il Signore. Ma quelli che diciamo che l'abbiamo conosciuto, questo tempo di rivelazione l'abbiamo veramente valorizzato? O il nostro cervello è spento per considerarlo? E siamo talmente ripiegati sul nostro momento attuale che non vediamo più niente. Ed è vero, quando noi siamo piegati in due dal dolore e dalla sofferenza, noi non vediamo più niente, non vediamo da nessuna parte, vediamo solo il nostro dolore, la nostra sofferenza. È stato il rischio di questo periodo qui, vedere la nostra sofferenza, il nostro dolore. Una sorella mi ha telefonato da Milano un giorno e mi ha detto: Gaetano, non abbiamo potuto fare nemmeno il funerale alla nostra mamma. Gaetano, io l'ho visto tutte le volte che è andata in ospedale e non so più niente, non sappiamo più niente. Ci hanno detto che è morta e non possiamo nemmeno andare a fare il funerale. Questi sono i tempi che abbiamo vissuto. Certo, ci sono quelli che dicono che queste cose non sono successe, pazienza, però ognuno pensa a quello che vuole. Ma quella persona piangeva e non vedeva altro. In quel momento non vedeva altro. Perché? Come mai? Tutte queste domande le abbiamo vissute, ognuno di noi, penso. Ed è qui che abbiamo bisogno di questo vissuto per poter dire: però il Signore quella volta mi ha aiutato. Però quella volta ho avuto una risposta, però quella volta il Signore lo sento veramente vicino, quel culto, quella preghiera, ma anche nel nostro vissuto quotidiano. Però ho pregato e mi ha risposto. Quindi ci dice qua, e fino alla fine dei vostri giorni sarò sempre lo stesso. E qua veramente il Signore, so che ho un linguaggio che non è comune nelle chiese evangeliche, quello che sto usando stamattina, ma io parlo così. E nemmeno mi scuso perché parlo così. Io ho scelto di parlare così. Se Dio è il creatore del nostro cervello lo vuole fare usare, ce lo vuole fare usare, perché altrimenti poi rimane nuovo fino a quando andiamo nella cassa e poi scade completamente. Lui fa delle domande. È il modo migliore per fare muovere le persone e fare domande. Intelligente Dio. A me piace questo Signore. Il modo migliore per fare le domande non è dire fai questo, ma il modo migliore per fare muovere le persone è fare le domande. E il Signore fa le domande. Sentite una cosa, avete visto il quadro degli idoli che sono caduti?
Adesso vi faccio delle domande. A chi mi ha... E ci sono tanti cuori di pietra, e che il Signore dà un cuore di carne affinché possiamo essere tutti di carne, umani, umanizzati. Questa parola carne è la stessa che viene usata quando dice l'uomo lascerà, cioè l'essere umano lascerà suo padre e diventerà una stessa carne. Quindi non è la carne quella dei carnali, è la carne, l'umanità, la nostra natura, noi, gli esseri umani, non so come dirvelo, perché la cosa più difficile fra di noi è incontrarci in modo umano. È facile incontrarci nella fede, siamo tutti spirituali, è facile qui. E dopo che usciamo la porta, incontrarci, come si fa? Chi incontriamo? Delle persone che incontriamo, che vediamo la domenica qui. Come li incontriamo? Nella fede? Perché se sono nella fede, voi li incontrate soltanto ogni settimana qui, o durante qualche altra riunione. Ma se sono umani, siamo umani 24 ore al giorno. Ed è completamente diverso. Non mi prendi il tempo di spiegarlo perché ci vorrebbe una settimana, ma vi voglio lasciare proprio questi input, questi soggetti di riflessione. Che cosa significa essere umani? Dare il benvenuto alla tua umanità, riconoscere chi sei e che hai un grande Dio con te, un Dio meraviglioso, che anche se non ti dà tutte le risposte, ti ha promesso che ti porterà lì. L'abbiamo cantato, nell'eternità. Ma la cosa fondamentale è essere fortemente umani. Lo potete scrivere accanto a Isaia 46 nel Sina versetto 8. Essere intensamente umani. È un riflessivo intensivo. Per questo poi continua in questo senso nel versetto: o trasgressori, rientrati in voi stessi. Uno che trasgredisce è uno che è fuori strada. O persone che siete fuori strada, che siete decentrati, che siete fuori dal senso della vita, rientrati in voi stessi. Quando vi incontrate soltanto nel Signore, siete fuori pista. Perché non siamo soltanto spirituali, lo saremo una volta, ma adesso siamo spirituali, ma anche psicologici e anche fisiologici, siamo tutti interi. Non incontriamo una parte di noi stessi, ci incontriamo in modo intero. E io penso che qui, seriamente parlando, tutti, virgola ancora tutti, ognuno di noi, grandi e piccoli, abbiamo tanto da percepire per noi stessi e per gli altri. Come ci siamo trattati fino ad oggi? Parlo dal punto di vista personale, come mi sono trattato fino ad oggi? Come mi sono relazionato con gli altri? Quindi è una questione relazionale che abbia contenuti. Abbia i contenuti da un vissuto e da una prospettiva di speranza, affinché quando incontrate gli altri, so che a cuore avete l'evangelizzazione, l'ho sentito nelle preghiere, allora avete contenuti da dare. Ho questo vissuto, ho questo presente, ho queste promesse. Tu quali promesse hai? E già vi dicono, quale presente hai? Che passato hai? Ecco, già vi hanno raccontato tutto. E qual è il tuo vissuto con il Signore? Qual è il presente con il Signore? Qual è la speranza tua? Nel mondo si dice che la speranza confonde, rende confusi, ma la Bibbia dice che la speranza di Dio non confonde mai. Ecco perché dopo questo il Signore ridescrive Lui. Adesso non commenterò più perché andiamo verso la fine, ma ve lo lascerei lì a dirvi: prendetevi un po' di tempo,
a riflettere parola per parola. E se vi viene la tentazione, pregateci pure di sopra. Signore, che significa questa parola di cui tu ti descrivi applicata alla mia vita? Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Chiamo da oriente un uccello da preda, da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Ed è venuto Gesù. Perché ancora lì, da una terra lontana l'uomo, c'è ancora Ish. E noi abbiamo potuto conoscere Gesù perché si è incarnato, perché è stato perfetto uomo, perché ci ha insegnato l'umanità. Fatevi insegnare da Gesù. Sembra un paradosso dire a una chiesa fatevi insegnare da Gesù, ma andate a leggere i Vangeli, andate a scoprire, a riscoprire, a riflettere sugli atteggiamenti di Gesù, sui comportamenti di Gesù. E ognuno per noi impariamo da Gesù. Grazie per chi ci spiega la Bibbia. Ma se è vero che siamo il Tempio dello Spirito Santo, qualche cosina ve la può dire pure Lui, se glielo permettete. Insomma, fatti vostri. Ma riflettere su queste parole. Gesù si è umanizzato per parlare con noi. Dice in Giovanni 1,18, nessuno ha mai conosciuto Dio, ma l'unigenito che è venuto da presso Lui è colui che ce l'ha fatto conoscere. Non l'avremmo mai potuto conoscere, però Gesù si è dovuto umanizzare per noi. E poi se n'è andato però. Dice, Padre, ho concluso, e adesso vengo da te, no? Ascoltatemi, o gente dal cuore ostinato, che nell'ebraico il cuore rappresenta il cervello. Teste dure, sta dicendo in poche parole. Ascoltatemi, teste dure, o orecchie dure. Mia madre mi diceva che ero sempre sordo. Uno dei miei appellativi da bambino era surdo. Ero molto biblico. Ascoltatemi, o gente dal cuore ostinato, che siete lontani dalla giustizia. Sta parlando della giustizia di Dio. E c'è ancora la promessa. E questo ci deve riscaldare il cuore. Andiamo verso la conclusione. Io faccio avvicinare la mia giustizia. Essa non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Io metterò la salvezza in Sion e la mia gloria sopra Israele. E così è venuto Gesù. E la salvezza è arrivata in Sion ed è arrivata per Israele. E ci spiega Paolo che noi abbiamo avuto il privilegio di essere adottati in Cristo nell'Israele di Dio, o no? Certo, i tempi di Dio non sono i nostri, che ha detto sto facendo arrivare, io faccio avvicinare la mia giustizia, che essa non è lontana, la mia salvezza non tarderà, e noi ci immaginiamo che viene domani mattina, però sono passati 6 secoli, ma il Signore ha mantenuto la parola. Ma l'ha mantenuta tante altre volte la parola, perché Dio è fedele. E in fondo al nostro cuore sappiamo che è fortemente vero. E quando si descrive Gesù nell'Apocalisse, è colui che ha inciso queste 2 parole su di lui, che tutti lo possono leggere. Il verace, cioè la verità, e il fedele. Abbiamo un Dio che ha mantenuto la parola. Abbiamo un Dio, come dice qui, che quello che ho detto ho fatto. Bene, adesso tocca fare la nostra parte, il nostro cammino.
non ci sta chiedendo di disumanizzarci, di diventare super chi. No, ci sta chiedendo proprio per essere i super reali e concreti di umanizzarci, capire noi stessi, la nostra vita, i nostri bisogni, per essere anche vicini a chi ha bisogno. Abbiamo bisogno di una parola, allora anche gli altri hanno bisogno di una parola. Abbiamo bisogno di un sostegno, questo significa che anche altri hanno bisogno di sostegno. Abbiamo bisogno di pane, questo significa che anche altri hanno bisogno di pane. Non so se penso che è chiaro. E cosa vi posso dire? Voglio terminare con una parola di una signora molto in gamba, quando gli uomini non funzionavano, quando gli uomini hanno lasciato il quadro delle responsabilità, e succede, capita. Noi siamo fatti così. E questo il racconto comincia: scusa Adamo, dove sei? Il Signore bussa e non risponde nessuno. Dice, sai, mi sono dato un po' alla fuga. Quando gli uomini all'epoca di Deborah non erano al posto delle loro responsabilità, questa signora, questa donna, riempita dallo Spirito Santo, ci lascia una parola straordinaria. Non dice donna avanti, no, anima mia avanti con forza. Ci lascia una parola per tutte. Lei non era razzista, non era misogina, era una donna del Signore, e ci lascia una parola per tutti. Lei non sta criticando gli uomini che non sono dove devono essere al loro posto, no, ma lei ci lascia questa parola: anima mia avanti con forza. E questa è la parola che ognuno di noi può dire, uomini e donne, ragazze e ragazzi, bambini e bambine: anima mia avanti con forza. Signore, la tua parola è fantastica. Perché tu sei fantastico. Sei unico, speciale. Signore, ci mancano le parole per descriverti e non ci interessa nemmeno di descriverti, perché ti abbiamo conosciuto e possiamo dire che ci hai incontrato. Grazie, Signore. E stamattina ti vogliamo chiedere, fai che il nostro cammino possa proseguire con te e con questo tuo desiderio di essere umani, di umanizzare la nostra vita e di essere umani gli uni con gli altri, di sentire questa umanità, di sentire le gioie, ma di sentire il dolore degli altri, di sentire il coraggio, ma di sentire la fatica degli altri. Signore, che possiamo avere uno sguardo empatico, cosciente di noi stessi, ma anche empatico e cosciente per gli altri. E ti ringraziamo soprattutto che nella nostra vita hai fondato la speranza in Cristo della vita eterna. Signore, grazie. Grazie Gaetano. Vogliamo cantare questo canto che dice il tuo nome? 131.
Isaia, il profeta del contrasto. Così vorrei salutare tutti coloro che ci hanno seguito da casa o sul web proprio con un versetto del libro di Isaia 25, capitolo 25, versetto 9. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. E c'è un bel punto. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Per quello ci siamo anche alzati in piedi. Amen. Ci siamo alzati in piedi perché abbiamo riconosciuto che Lui è con noi. Siamo liberi di credere. Siamo liberi di fidarci di Dio. Siamo liberi di avere un futuro. Il futuro, nonostante sia caratterizzato sempre da una certa percentuale di incertezza, rassicura invece coloro che credono. Il profeta Isaia, prima di riconoscere questa fiducia, confessa chi è Dio per lui. Signore, tu sei il mio Dio. Io ti esalterò, loderò il tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose. Possa essere questo giorno per ciascuno di voi un giorno di rinnovata fiducia in colui che non solo può essere conosciuto nelle scritture, ma colui che agisce in nostro favore. Una buona domenica e rinnovate benedizioni per ciascuno di voi.